Numeri da capogiro, quelli raggiunti dal Vinitaly 2015. In 150.000 sono arrivati alla Fiera di Verona da tutto il mondo per assaggiare le novità del vino italiano, che vede nel Prosecco il suo più famoso e apprezzato ambasciatore. Anno dopo anno le bollicine prodotte tra Veneto e Friuli Venezia Giulia hanno letteralmente invaso il mercato, arrivando con 320 milioni di bottiglie prodotte nel 2014 a sorpassare perfino le vendite all'estero dello champagne francese. Un traguardo reso possibile anche dall'altissima qualità raggiunta dal Conegliano Valdobbiadene Superiore di OCG, cuore della produzione che nasce tra le verdi colline del Trevigiano. Un vino capace di raccontare la storia del suo territorio e che in passato ha avuto estimatori illustri come Ernest Hemingway. A noi piace l'idea che il vino vada oltre questa dimensione iperprofessionale che spesso lo ha rinchiuso in una nicchia, no? Il vino è esperienza, il vino è territorio, il vino è cultura e quindi raccontare di come si vive un territorio attraverso un vino non può trovare miglior testimonial che Hemingway. Hemingway sapeva stare intorno a un calice di vino e attraverso il calice di vino interpretare un territorio, raccontare delle storie, far vivere delle emozioni. Il vino è tutto questo, deve essere quasi come una persona che ti accompagna per mano a vivere un'esperienza, un'emozione, qualcosa di indimenticabile da raccontare agli amici. Negli ultimi anni, per omaggiare il profondo legame che intercorre tra vino e territorio, in Veneto sono stati sviluppati diversi itinerari dedicati agli enoturristi, una tendenza che coinvolge in prima persona anche le cantine storiche, promotrici di percorsi ad hoc per la valorizzazione di vitigni e paesaggio. A Valdobbiadene, pedemontana trevigiana per esempio, è stato lanciato di recente il Venetian White Wine Experience, un viaggio emozionale che tocca Venezia, l'Alta Marca Trevigiana, le Dolomiti e i Colli Euganei. Di Venezia si vogliono riscoprire le isole native. Non la piazza San Marco che è super popolata da turisti eccetera, ma la Venezia nativa di Torcello, Burano e Mazzorbo, dove appunto Venezia nasce 400 anni prima della Venezia che oggi tutto il mondo conosce. Questo tour ideale alla scoperta delle eccellenze vitivinicole venete fa poi sosta a Villa dei Vescovi di Luvigliano nel Padovano. Villa dei Vescovi è un patrimonio del Fondo per l'Ambiente Italiano e sopra Villa Vescovi abbiamo una tenuta nella quale abbiamo creduto e investito, che è la tenuta Maeli della produttrice Elisa di Lavanzo. Questa tenuta offre un'esperienza unica, vini come il Moscato Giallo nella sua versione spumante, abbinata anche controcorrente a degli antipasti, oppure vini frutto di uvaggi tra Chardonnay e Moscato Giallo, oppure la nuova ricerca che Elisa sta facendo di un Moscato Giallo metodo classico che sta maturando nell'abbazia di Praglia, un'abbazia di 1000 anni. Quindi tante cose molto belle anche in questo territorio dei Colli Euganei che ha una origine vulcanica e che si trasmette attraverso questo suolo vulcanico al vino in una maniera incredibilmente minerale. Poi si prosegue verso l'Alta Marca Trevigiana, nella zona di produzione del Cartizze, il prosecco più pregiato in assoluto. Poi si passa a Valdobbiadene, nella collina del Cartizze, nella collina che ha dato i natali vitivinicoli alla nostra famiglia, che da 21 generazioni nel Cartizze coltiva questo vitigno, e lì si fa sicuramente un'esperienza con quello che è l'apice del mondo del prosecco, il Cartizze. Il Cartizze riesce in questa collina magica che ha dei contenuti anche in questo caso nel suolo che danno dal punto di vista aromatico e anche gustativo un timbro unico al Cartizze, a questo vitigno poi che arriva dal prosecco, perché il Cartizze è uva di prosecco che nasce nella collina del Cartizze. Questa collina meravigliosa che anche in questo caso ha una panoramica stupenda, è un vigneto che è davvero un muro ripidissimo che offre una vista meravigliosa su tutto il Veneto. Ultima tappa Cortina d'Ampezzo, perla delle Dolomiti Bellunesi, dove a 1388 metri d'altitudine cresce il vigneto più alto d'Europa. Dopo 5 anni di sperimentazione, dove abbiamo provato 4 vitigni, ne abbiamo scelto uno che è il più adatto e siamo felici di affermare che questo vitigno è prettamente veneto perché è nato nel 1930 a Conegliano ed è l'incrocio Manzoni 6013. Nato a Conegliano perché è un incrocio tra Pinot Bianco e Riesling Renano che è stato ideato nel 1930 dal professor Manzoni, che era appunto il preside della scuola enologica di Conegliano, la scuola più antica d'Europa per i vini.